Qualche schiutellare, robe Eccoci che qua, fa- siamo tornati in onda. Allora, innanzitutto ripresentiamo stavolta in carne e ossa il presidente, che è Ildebrando Lava, presidente Confartigianato Imprese San Donà di Piave. Grazie di essere qui con noi. Allora, rispetto, e proprio per capire un attimo la situazione, a quello che illustrava il collega, lei voi come la vivete, come vede la situazione e quindi anche l'approccio con questo tipo di progetto, che poi ricordiamo il progetto perché tra l'altro l'abbiamo finora detto, però se i nostri telespettatori vogliono avere informazioni ci manca l'elemento fondamentale, che è il progetto Normali Imprenditori, e si trova, ditemi voi dove, il sito, dove si può trovare informazioni? Progetto Normali Imprenditori sul motore di ricerca. Eventualmente le informazioni si possono trovare sia nel Confartigianato, Confartigianato al Veneto Orientale, però in tutti quanti gli sportelli di della Friuladria, benissimo, quindi un altro penso, e dopo naturalmente il Cofidi Veneziano, www.cofidiveneziano.it. Perfetto. Vogliamo magari dare brevissimamente 10 secondi i dati fondamentali? Allora, tempi di risposta per quanto riguarda la domanda di credito ben definiti e ridotti, 30 giorni. Collaborazione massima a fare squadra per valutare appunto l'azienda, è un altro aspetto fondamentale. Il credito agevolato, un'altra colonna portante dell'accordo, e il credito ordinario, soprattutto quello che è il credito di funzionamento per quanto riguarda quelle che sono le imprese che hanno bisogno di finanziamenti a breve. Queste sono le 4 colonne portanti di quella che è il nostro accordo. È una cosa di poco conto. Presidente. Allora, per quanto riguarda Confartigianato San Donà, tutto quello che può essere messo in campo per ridare fiducia va sicuramente bene, quindi quello che propone in questo momento la Friuladria può generare un po' più di fiducia rispetto a quello che è appunto la sfiducia generalizzata e dilagante. Però mi ricollego un attimo a quello che diceva prima l'amico della Friuladria, di cosa ha detto in fase di presentazione del progetto. Dopo 6-7 anni che ci dicono siamo in crisi, dicono vediamo anche la fine del tunnel, non ci crediamo più, quindi partiamo dal concetto che questa è la situazione in cui viviamo e ci confronteremo, se ci va bene, nei decenni a venire. Quindi, oltre che a mettere in campo quello che sta facendo adesso la Friuladria rispetto a questo progetto, dico un'altra cosa. Sempre il Friuladria, assieme ad altre banche, ha fatto sì che ci siano delle importanti risorse per quello che riguarda la riqualificazione energetica degli edifici, che non c'entra niente con questo progetto qua. Però noi la vediamo sotto il punto di vista sistema paese in genere. Allora, un po' tutti ci siamo fatti, la colpa o le responsabilità della crisi credo possono essere suddivise in maniera equa su tutto quanto il sistema produttivo, bancario e anche politico. Politico, sì, sicuramente sì. Tutti abbiamo le nostre responsabilità. Quindi noi diciamo, rispetto a questa situazione che non è una crisi passeggera, è il nostro stato di cose. Sistemica. Facciamo in modo tale di prendere la palla al balzo e rimodulare tutto quello che è il sistema paese. Friuladria, assieme ad altre banche, ha dato dei segnali importanti rispetto a finanziamenti che riguardano la riqualificazione energetica. Io non sono d'accordo col signore che, pur rispettando le sue idee, per carità, del signore che ha telefonato prima, che siamo finiti, eccetera. Noi abbiamo tante cose ancora da esprimere. L'importante è essere convinti che dobbiamo farle tutte assieme, nel senso che, per esempio, per quanto riguarda la riqualificazione degli edifici, se non interviene la cittadinanza, che se è lei, io, lui, certo. Non andiamo da nessuna parte. E non è altrettanto vero quello che ha detto prima lei, che il governo non ha fatto niente. Ha messo, per esempio, la defiscalizzazione del 65% sulla riqualificazione. Quello sto dicendo la legge di stabilità attuale, quello di stabilità attuale è tutto da vedere. Dico, qualcosina è stato fatto per fortuna. No, qualcosina. Questa qua è l'unica via che abbiamo davanti per uscire dalla crisi. Soltanto che io so che gli imprenditori tutti del settore dicono se la fai a giugno per dicembre non fai neanche tempo a meditare che tipo di lavoro vuoi fare. È confermata già per il prossimo anno. Però una cosa Solo importante... c'è una telefonata in attesa, se la ricorda la cosa che così se no perdiamo la telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, dove chiama? Chiamo dalla provincia di Venezia. Sì, dica. Allora, parlo di una mia esperienza. Un mio collega di lavoro ha
ha formato un'azienda e è andato in Cina a montare capannoni all'inizio degli anni 2000 ed era venuto a casa e mi diceva che se non si portava l'Italia alla mentalità degli anni 50, tutte le aziende produttrici di cose sparivano via. Adesso è venuto a casa l'altro giorno e mi diceva che si stanno organizzando con alta tecnologia, stanno facendo investimenti folli per soppiantare anche la Germania con l'alta tecnologia, e quindi di conseguenza mi diceva che abbiamo perso 8-10 anni di tempo per poterci organizzare e che l'Occidente è spacciato, possono fare quello che vogliono, non hanno una politica, l'Occidente non ha una politica per poter fermare questa espansione orientale. Quindi quello che si sta, secondo il mio punto di vista, sono solo chiacchiere. Grazie mille, buongiorno. Grazie del suo intervento, Presidente. Sì, allora, secondo il nostro punto di vista, cose da fare ce ne sono e tante. L'importante è non ripetere gli errori del passato, perché anche quello che ha messo le risorse messe a disposizione in questo momento per le aziende, come sta facendo la Friuladria, sono sicuramente importanti, ma da sole non portano a nulla. Noi diciamo, prendiamo appunto l'occasione di questo stato di cose per rimodulare il nostro sistema paese e diciamo iniziamo a puntare dritti in maniera puntuale e precisa su tutto quello che è risparmiare energia, perché non ne abbiamo. Puntiamo su quelle che sono le risorse date dall'agricoltura, dal quindi turismo. Quindi dei filoni ben precisi, insomma. Ce ne sono pochi, sa? Noi abbiamo le nostre mani, la nostra voglia di fare, quindi l'artigianato. Abbiamo l'agricoltura che può esprimere in maniera l'agroalimentare. Sostanziale, okay, agroalimentare. Abbiamo il turismo con tutte le opere d'arte che sono concentrate in Italia. Prendiamo l'occasione di questo stato di cose per non ripetere gli errori del passato. Mi riferisco per esempio ai famigerati patti sociali fatti una decina d'anni fa, dove ci siamo lasciati drogare dalla politica. Quindi colpa della politica è colpa nostra e abbiamo fatto tutti i capannoni che diceva prima quel signore là. Per far cosa? Per fare i controterzisti per la Bosch o per altre realtà che ma trovano infatti lei 2 sta dicendo chiaramente meno. che ci sono dei filoni, e questa è la risposta anche al nostro telespettatore, alternativi in cui difficilmente, insomma, frodando, però emulandoci tantissimo, potrebbero portarci via. Il turismo è una peculiarità che, se sfruttata, è attualmente invece lasciata lì a se stessa. Ci sono gli indicatori che danno per, mi sembra, 1.700.000 persone che faranno turismo da qua nei prossimi anni. Adesso i dati esatti non me li ricordo, ma cifre mostruose. Puntiamo a quello. Perché dobbiamo puntare a far gli industriali senza energia e senza materie prime e quant'altro? E allora non siamo competitivi. Appunto, facciamo quello che siamo capaci di fare. Quindi prendiamo questa occasione, ben venga quello che propone la Friuladria, però nell'ottica giusta, cioè di vedere con le giovani generazioni e quant'altro, di proporre qualcosa mirata a questo progetto di paese, perché se iniziamo a fare cucchiaini perché hanno trovato la macchina che le fa più veloce, fra 4 giorni sarà già finito anche quel filone là. Quindi va fatta una cosa assolutamente strutturale. Qua la politica, ai noi, è rumorosamente assente, colpevolmente assente. Ecco, meno male che conferma questo, perché sennò mi dava una visione un po' troppo rosa. Però, in prospettiva. Vorrei agganciarmi a quello che dice il Presidente Lava, cioè, per far capire, io sto così facendo un po' mente locale, no, su una mia esperienza in azienda. Cioè, adesso abbiamo una parte... Lei è un imprenditore? Sì, naturalmente io sono un imprenditore e sono prestato a fare il Presidente del Consorzio Fidi pro tempore finché lo vorranno i miei soci. Allora, io sulla produzione che ho di alcune cose che facciamo in azienda, nell'ultimo periodo vedo che sta funzionando abbastanza bene il mercato russo. Allora, il mercato russo è un mercato molto grande, molto importante, e io faccio una roba che tra l'altro è anche a bassa tecnologia e che i cinesi fanno cosa simile a dei costi molto, molto più bassi. Io non ho la pretesa di vendere il mio prodotto in tutta quanta la Russia, ma io mi sono dato l'obiettivo di fare un prodotto che abbia un certo target, un certo design, una certa cosa, che mi va a coprire delle nicchie di quel mercato.
E allora è inutile fare i volumi importantissimi, però crearsi il proprio spazio su una economia di scala che hanno tutti quanti i mercati. Cioè, io sto cercando di semplificare un po' per far capire probabilmente anche quali sono certe strategie che nel loro piccolo anche le piccole aziende devono imparare a fare, diciamo, per poter rimanere sul mercato e per poter prosperare. Dico anche una cosa, noi abbiamo anche dei dati che le aziende che esportano in questo momento qua, forse ce ne sono quelle che fanno degli utili che non avevano mai fatto, perché le condizioni del mercato globale lo permettono. Non è né semplice né facile fare questo, però cerchiamo di vedere un po' in positivo. Importantissimo. Un attimo, sono un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, da dove chiama? Da Pordenone. Sì, dica. Ciao Elena, buongiorno. Buongiorno. Sono Giorgio di Pordenone, sai quello che ha portato le cubani? Va bene, sì, dica la questione. Deve abbassare il volume e dirci che cosa ne pensa se ha telefonato. Chiede che abbassa il volume. Prego. Buona, pronto? Io vorrei parlare col Presidente che ha parlato fino adesso, no? Sì. Quando in Italia abbiamo però troppi politici, troppi professori, troppa gente che mangia, l'operaio non può stare dietro a produrre il denaro per mantenere loro. E dopo abbiamo troppi stranieri, cari signori. Io ho girato il mondo 40 anni col camion, in casa sua non mi hanno mai dato una mano, una lira per vivere. E invece vengono qua, vivono sulle spalle del povero italiano, perché abbiamo dei politici che non valgono niente. Non hanno carattere, non hanno personalità, non hanno niente. Perché se fossi io il governo, non dico tanto, nei 10 anni l'Italia è a posto. Bisogna tagliare le pensioni d'oro, bisogna tagliare i stipendi a voi, a tutti i politici. Non sono politici gli ospiti, Noi viviamo con 400-500 euro al mese e la gente va al casino, spende, i politici giocano alle macchinette. 780.000 euro di macchinette, quello lì. Sì. Allora, come si può fare andare avanti uno Stato in queste condizioni? Siamo in fallimento, cari signori. Va bene, è stato molto... non è inutile parlare e chiacchierare tanto. Troppe chiacchiere e pochi fatti. Grazie del suo intervento, buongiorno. Allora, riprendendo un po' un attimo, l'esasperazione delle solite sperequazioni che ci sono. No, è chiaro che vabbè, questo interpreta un po'... Il sentire comune. Sì, però allora è chiaro che tutti quanti devono fare la loro parte, perché è proprio anche su questo progetto c'è un po' il DNA un po' di quello che si deve fare. Cioè, ci sono le associazioni con gli imprenditori che devono fare la loro parte. Le banche devono fare la loro parte, noi cercheremo di farla. È chiaro che però il messaggio che dobbiamo mandare alla politica adesso è ora di fare la propria parte e di impegnarsi fino in fondo per cercare di fare tutti quanti non è un po' di insieme. tempo che cercate di dare questi messaggi prima delle elezioni, durante però le elezioni? Secondo me adesso è l'ultima chiamata. Ma ascoltano, perché io ricevo comunicati di tutt'altro genere. Quando sentiremo sempre più telefonate come quelle che abbiamo sentito... qualcuno deve farsi carico di questa problematica. Ecco, la politica poi tra l'altro si ingloba in varie istituzioni. La Regione vi dà una mano, vi supporta? Sì, la Regione Veneto in particolar modo, con tutte le difficoltà che ci sono in questo momento di stanziare fondi, ma anche con le difficoltà che la situazione economica esprime, comunque qualche risposta l'ha data. Innanzitutto ha messo in campo dei prodotti anticrisi che tramite i vari confidi e quindi anche tramite Confidi Veneziano possono essere utilizzati. Sono risposte che danno all'impresa la possibilità di ottenere credito come liquidità, soprattutto in un momento in cui le imprese stanno ricevendo una serie di insoluti come mai. Quindi questo può servire, la Regione ha cercato di avviare delle assolutamente, ma io vorrei fare uno spot di una legge abbastanza recente che la Regione Veneto ha fatto, più credito, perché la Regione Veneto su questo ha messo a disposizione 16 milioni di euro nel mese di aprile circa, questo tipo di operazione è partita
e in giro di pochi mesi già 1250 imprese hanno ottenuto credito grazie anche all'intervento dei Confidi per 104 milioni di euro, quindi significa che liquidità le imprese la possono ancora ottenere. Se sanno prendere le strade giuste. Bisogna rivolgersi ai sistemi dei Confidi, al sistema di Confartigianato e quindi qualche risposta ancora è possibile ottenere. Perfetto. In chiusura una battuta? La battuta è che noi non possiamo che essere a fianco di quella che è l'Italia che lavora e soprattutto di quello che è il Veneto che lavora. È sempre stata la nostra fortuna e continuerà a essere la nostra fortuna. E quindi vi impegnate in questo senso. Assolutamente. Presidente? Beh, dal punto di vista nostro non ci arrenderemo mai, neppure sotto tortura, e lotteremo fino all'ultima grammo di forza. Benissimo, e con questi messaggi che speriamo possano essere interpretati anche in modo costruttivo, noi chiudiamo questo appuntamento, ci vediamo come sempre in diretta domani. Grazie.